Ce l'hanno fatta e il mare li ha inghiottiti mentre tentavano di aggrapparsi alle gabbie per i tonni di un peschereccio tunisino. Sarebbero morti così 7 migranti al largo del canale di Sicilia. A raccontare la sorte toccata ai compagni di viaggio sono in queste ore i superstiti, quasi 100, di uno dei tanti barconi che in queste ore solcano il mare carichi di uomini, donne e bambini. Barconi logori alla deriva. Gli ultimi 60 profughi sono arrivati qualche ora fa a Lampedusa, molti altri sono già sulla rotta dell'Italia. In tanti con il bel tempo stanno partendo in queste ore dalla Libia. Quelli che ce la fanno arrivano stanchi, affamati, distrutti da un viaggio durato ben oltre la traversata in mare. A piedi nel deserto, nei camion container, con il freddo sotto il sole. Hanno messo le loro vite nelle mani dei trafficanti di uomini e sono saliti su un barcone stipati per giorni in balia del mare. Solo nelle ultime 24 ore 1000 persone, siriani, eritrei, afghani. Il mare piatto invita a partire ma basta poco e le onde inghiottono i barconi e cancellano le tracce di chi non ce la fa. Baby. Solo poche ore prima nello stesso tratto di mare era passata Nojan, nuova vita nella traduzione dal siriano, una neonata salvata dalle onde e portata con la mamma a Roccella Ionica in Calabria, altra terra di approdo assieme alla Sicilia per i superstiti che in queste ore raccontano di altri uomini, di altre donne, molte incinte e bambini incontrati per terra e per mare, pronti a prendere il largo già imbarcati e ancora in mare aperto, un numero imprecisato di migranti che nelle prossime settimane